Valorizzare le antiche tradizioni di questa regione, promuovere il suo vastissimo patrimonio agroalimentare. Sviluppare uno stile di vita sano in armonia con l'ambiente sono tra gli obiettivi prioritari del progetto Insula Sardinia Quality World. Un modo di vivere, pensare e agire che mi sta regalando una conoscenza ancora più ampia e profonda di questa magica isola al centro del Mediterraneo. Massimo, il progetto Insula Sardinia Quality World si fonda proprio sulla promozione di un turismo che sia sostenibile, identitario della tua terra straordinaria che è la Sardegna. Sì, diciamo, tutto nasce proprio dall'idea di raccontare, diciamo, una Sardegna che vada al di là del mare, del noto, ecco, quindi la bellezza dei nostri mari e delle nostre spiagge è ormai... Di uno dei mari più belli al mondo. Esatto, è già un prodotto turistico internazionale. Però l'idea era di iniziare a raccontare la vera anima di questa terra, quindi un'anima magica, piena di mistero, insomma, di valori di unicità. L'abbiamo fatta con un'idea appunto di raccontare i sentieri del turismo enogastronomico, dell'arte, della moda e della cultura. Eh sì, perché l'enogastronomia è proprio al centro di questo progetto, Assolutamente sì, diciamo che tra i valori di unicità di questa terra ricordiamoci che la Sardegna è una delle 5 blue zone, quindi area al mondo dove si vive più a lungo, quindi insieme all'isola di Okinawa la Sardegna ha un rapporto centenari per abitanti, 22 centenari ogni 100.000 abitanti, la media mondiale è 8 ogni 100.000. Qual è il segreto secondo te? Ma diciamo che è un mix... Oltre all'enogastronomia, assolutamente. Ovviamente. L'enogastronomia, diciamo, è una componente importante, diciamo che è un mix di fattori genetici, ambientali. Consideriamo che la Sardegna ha una densità di popolazione di 69 abitanti per chilometro quadrato contro una media nazionale di 189 abitanti per chilometro quadrato, quindi è campagna in ogni dove. La parte enogastronomica ha un suo senso, perché considerate che nel tema della longevità la parte dell'alimentazione incide per il 40% sul tema della long life. Noi abbiamo una serie di prodotti alla base della dieta sardo-mediterranea, pecorino da pascolo brado, ricco di CLA, acido linolico coniugato che è della famiglia dell'omega 3, quindi un alleato contro l'ipercolesterolemia, il carciofo che ha proprietà epatoprotettive, il Cannonau che dal Queen Mary Hospital di Londra è stato definito come uno dei vini più ricchi di polifenoli. Quindi diciamo anche questo ci aiuta ad essere dei longevi. Quali sono gli altri punti strategici del vostro piano per raccontare la vostra terra? Certo. Allora, diciamo che il percorso è appunto i sentieri del turismo enogastronomico, dell'arte, della moda e del design. Oggi vedete così una rappresentazione di tutto ciò che è la profondità del sistema produttivo Sardegna. Quindi parliamo di moda, di arte, di design, secondo un contenuto che è Sardegna ieri e oggi, quindi si parte quindi innovazione e tradizione assieme. Assolutamente. Il tematismo tradizione e innovazione per noi è iperstrategico. Infatti parliamo di moda e parliamo quindi dei costumi e dei vestiti della tradizione dei nostri 377 comuni, ma poi troviamo le atelier, le sartorie che seguono questo progetto, che è un progetto voluto dall'assessorato al turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna e dal nostro ente CIPNES che funge da ente attuatore del programma. La Sardegna che guarda al passato ma che guarda anche avanti al futuro e io direi con un augurio chiudiamo questa bellissima esperienza nei colori, odori, sapori della tua terra con A Cent'annos. Ci rivediamo fra 100 anni. Grandissimo, saluto dei centenari.